Ciao a tutti da Vittorio Sanna, eccoci trovati con la nuova puntata di GP On Air. Ripartiamo insieme, siamo giunti a giugno, ormai partiti da marzo, è diventata una tradizione questa trasmissione che doveva essere una trasmissione momentanea e che invece ha avuto il suo gradimento ed è diventato un punto fermo del palinsesto con Gallia Progetti che produce in collaborazione con Radio Super Sound. E anche quest'oggi abbiamo temi interessanti da proporre, legati sempre al momento d'attualità che viviamo e quindi allo spessore socio-economico che noi curiamo in particolare. Ci occuperemo in partenza della riapertura delle palestre e scopriremo che in questo caso il coronavirus, il momento in cui tutto è stato chiuso, è diventata anche una grande opportunità per affacciarsi verso il mondo, per fare business lontano anche dalla realtà sarda, continuando ad operare nel territorio ma cercando di capire anche come confrontarsi con i colossi che stanno in giro per il mondo e dimostrare le proprie professionalità. Lo scopriremo insieme a Luca Frau che ci parlerà appunto di attività legata alla sua associazione sportiva Kinesis. Continueremo con il ritorno a un tema delicatissimo, quello relativo alle piscine. Ne avevamo già parlato con il presidente della Federazione Italiana Nuoto e ci ritorniamo stavolta con Alessio Suergiu, che è rappresentante di una società che si chiama Acquasport, che gestisce diverse piscine e che ci parla appunto della difficoltà a riprendere il passo senza che ci sia aiuto o comprensione da parte delle istituzioni nel tentativo di rimettere in moto un meccanismo che nella gestione delle piscine, che non è solamente attività agonistica ma anche attività sociale, addirittura in molti casi attività di recupero psicofisico se non esclusivamente fisico, insomma degli aiuti che servirebbero per fare in modo che le piscine possano ricominciare a macinare la loro attività e a dare un punto di riferimento a tante frange della società. E infine concluderemo con una materia, la domotica, che per molti è quasi un vezzo, sembrerebbe essere un super lusso, che invece è diventata un'esigenza, e lo capiremo attraverso il dialogo con Ugo Kunku, che rappresenta l'UCI, una delle società che si occupa appunto di domotica, e che ci spiega un po', scherzandoci anche un po' sopra, su quelli che sono gli aspetti positivi legati ad una materia di questo tipo. Tutto questo tra poco su Radio Super Sound con GP On Air. Ripartiamo insieme. GP On Air, in collaborazione con Gruppo ISA, 100% Sarda. Autovam, unico Ford Store nel Sud Sardegna. A GP On Air si parla di riapertura, anche in questo caso di ripartenza, nel caso specifico di ripartenza all'interno delle palestre. Lo facciamo con Luca Frau dell'associazione sportiva Kinesis, che lavora per avere un riferimento nelle palestre della gloriosa Ralinantes. Buongiorno Luca. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Senti Luca, com'è stata questa ripartenza dopo il coronavirus? Abbiamo visto un po' le difficoltà, ad esempio nelle piscine, ne abbiamo trattato l'argomento e lo tratteremo probabilmente ancora nei giorni prossimi. In questo caso parliamo di palestre. dimmi pure. Sì. No, la piscina infatti da noi ancora è chiusa, soltanto gli agonisti la stanno usando. Ci sono ancora delle modalità che devono calibrare. Un tema che abbiamo all'interno della trasmissione con Alessio, che conoscerai certo. Alessio certo. Io guarda, ti direi che mi piace parlare più che di ripartenza di cambiamento, perché di cambiamento si tratta e questo deve essere percepito, perché è cambiato tutto, è cambiata la modalità di approccio alla sala e è cambiata la modalità di allenamento, perché è difficile adesso gestire per esempio l'attività con i gruppi e dobbiamo ridurre il numero delle presenze, è difficile gestire i gruppi per esempio di small training con il personal, perché per esempio prima facevamo dei lavori in circuito che ora non ci possiamo più permettere di fare, perché ognuno deve avere il suo attrezzo, non può passare da un attrezzo all'altro rapidamente, quindi ti lascio immaginare. E poi soprattutto questo lockdown mi ha fatto capire una cosa, che si è fermato tutto tranne un mercato o un'azienda, se vogliamo definirla così, che è quella online. Il web non si è fermato.
E da lì siamo infatti partiti. Siete partiti con è stato così per chi ama il vecchio concetto delle discoteche, sfumare un disco per farne partire un altro, ma con lo stesso tempo. Giusto? Esatto. Questo periodo di lockdown, mi hai detto che è stato caratterizzato dall'online. Assolutamente sì. Che riscontri hai avuto? Assolutamente positivi. Abbiamo fatto delle visualizzazioni pazzesche, cioè io ho lavorato svegliandomi una mattina, ti dico la verità, più per la paura di rimanere senza far niente, ma proprio l'indomani, cioè siamo andati in lockdown di lunedì e io ho iniziato a lavorare di mercoledì mattina, mi sono svegliato alle 7, se tu vai a vedere la lezione di quel giorno che è ancora online, mi vedi vagare un po' strano per la stanza, per il mio salotto, e ho iniziato a lavorare così. Perché avevo paura di affrontare una situazione nuova, difficile per tutti, e quindi ho fatto quello che facevo sempre, lavorare, e mi sono riproposto da casa un po' per gioco, e poi ho capito invece che gioco non era, che abbiamo fatto dirette con 125 persone e abbiamo fatto 3.000-4.000 visualizzazioni a diretta. La pagina Facebook nostra è passata da una normale copertura di 7.000 a 64.000. Va bene che erano tutti collegati, però sono numeri incredibili, e questa cosa mi ha fatto ragionare un attimino. Mi ha fatto ragionare e infatti, come siamo partiti, avevamo già una strategia che avevamo buttato giù da mesi prima, e il nostro servizio si è completamente differenziato. Che noi adesso continuiamo ad avere le lezioni indoor, che gioco forte a sé. Io ho solo uno spazio, la nostra è una fitness boutique, uno spazio dove siamo specializzati in alcuni settori, ma lavoriamo in un ambiente open space di circa 400 metri quadri, per cui sai, non è facile gestire tutte le persone. E allora i corsi vengono fatti all'interno della palestra con un numero limitato di persone che mantengono ovviamente la distanza di sicurezza, però la stessa lezione, quasi tutte, vengono trasmesse online contemporaneamente, e noi abbiamo un canale online dedicato dove le persone continuano a seguirci. Ci sono persone ovviamente nuove che ci stanno seguendo da Berlino, Toronto, Roma, Milano, Trieste, per dirtene alcuni, Londra, cioè incredibile. E però contemporaneamente facevo la lezione in sala, e ci seguono anche quelli che magari in sala in quel turno non possono entrare. Senti, ma come si traducono le visualizzazioni? Scusa se faccio discorsi imprenditoriali, le visualizzazioni in denaro, cioè nel senso che per andare in palestra comunque una quota di iscrizione la paghi, per frequentare un eventuale corso su Facebook, come fate a far pagare eventualmente? Allora, ecco, ti spiego. Ovviamente tutto quello che io ho fatto durante il periodo di lockdown l'ho fatto a titolo gratuito, l'ho proposto e ci siamo proposti, abbiamo fatto conoscere un servizio e abbiamo cercato di renderlo quanto più preciso e fruibile possibile. In questo momento noi abbiamo chiuso un gruppo, ma siamo un gruppo di Facebook dove hanno accesso solo le persone che ovviamente pagano questo tipo di servizio, ed è un servizio di tipo commerciale. Quindi noi su questo tipo di attività ovviamente lo facciamo passare come attività commerciale, quindi paghiamo l'IVA, non come associazionismo, per quanto noi siamo associazione sportiva, questo tengo a precisarlo. E dopodiché soltanto chi ha ovviamente pagato l'abbonamento online può accedere al gruppo. In realtà questo gruppo è accessibile anche alle persone che noi abbiamo in abbonamento, perché siamo messi il problema. Noi al momento in cui si è bloccato tutto abbiamo congelato i nostri abbonamenti, però sai, è difficile poi andare avanti se poi questo abbonamento non scade mai. Dobbiamo comunque mandare avanti un'azienda, dobbiamo anche incassare ovviamente. E allora abbiamo dato la possibilità a tutti i nostri associati di poter fruire di questo servizio. Non solo, avremo uno spazio a Cagliari dove l'idea è quella di realizzare un fitness summer village che partirà a brevissimo. Sarà una cosa molto molto bella, e potremo fare attività anche all'aperto dalle 7 del mattino alle 9:30, e poi la sera dalle 7 di sera alle 9:30 di sera, e sarà una cosa molto bella. Non ti posso dare dettagli, ma
aspetta qualche giorno e ne sentirai parlare. Luca, molto bella questa iniziativa, anche perché mette nuovamente il trainer al centro dell'attenzione, cioè più è bravo l'istruttore, più riesce a catturare interesse e più partecipanti ci sono, ti dirò, in giro per il mondo, perché ognuno poi lo può fare dove vuole. Assolutamente. Ti vorrei citare un caso che è eclatante, non so se conosci il gigante, perché è veramente un gigante del fitness che si chiama Peloton, Sì, un gigante americano. Sì. Ecco, Peloton ti vende una bicicletta, tu la compri, te la piazzi a casa tua e Peloton ti allena on demand da casa tua e ti può anche fornire un personal trainer se lo vuoi, sempre online, ed è un gigante che nel periodo di blocco ha guadagnato in borsa il 25%, quando tutte le aziende del fitness sono crollate, quelle quotate in borsa, per cui è qualcosa che da noi sta entrando diciamo piano piano in sordina, ma è una realtà assolutamente stabile e ormai affermata in giro per il mondo. Mi viene da pensare, Luca, se ripensi in effetti a certi discorsi che faceva Nicola Grauso 20 anni fa, noi siamo 20 anni in ritardo, perché lui diceva questa cosa già 20 anni fa e non lo capiva nessuno. Assolutamente sì, sono d'accordo con te, assolutamente. Ma tu pensa, Jane Fonda, che faceva le videocassette negli anni 80, ragazzi, siamo veramente indietro, però possiamo recuperare. Io ho costruito una squadra di ragazzi, siamo 5, e stiamo proponendo un palinsesto completo online. Noi abbiamo 5 lezioni nei giorni dispari e 3 lezioni nei giorni pari durante l'arco della settimana, e ovviamente ormai questo è un servizio che è attivo e continuerà, per cui nel caso in cui per esempio noi ci faremo 2 settimane di ferie ad agosto, questo servizio continuerà ad essere attivo e sarà un bel vantaggio per chi potrà usufruirne, perché potrà allenarsi anche comodamente da casa, anche se la palestra magari è chiusa o magari sei in ferie dall'altra parte del mondo. Speriamo di poter partire. Benissimo Luca, ci hai dato veramente uno spaccato di come molte volte le difficoltà possono anche portare a delle novità eclatanti, e in questo caso ci hanno fatto sconfinare al di là delle nostre potenzialità, perché poi finché tu ti chiudi in una palestra devi dividerti un'utenza che è quella che abbiamo in Sardegna. In questo caso hai la possibilità veramente di concorrere con il mondo, ed è un concetto che secondo me va assolutamente sviluppato. Questo per me, io ho incontrato, sentivo amici, sai, un po' depressi quando eravamo a casa eccetera, io l'ho sempre visto come un momento di grande opportunità, perché è il momento nel quale ognuno di noi può far vedere quello che sa fare, però deve avere il coraggio di proporlo, deve avere il coraggio di proporlo e di proporsi. Io mi sono rimesso in pista, cioè io ho continuato a fare delle lezioni di fitness per questi ultimi 15 anni, ne facevo una alla settimana, adesso ne sto facendo 2 al giorno e mi sto divertendo, sono tornato indietro nel tempo, è diventata veramente si è arrivata un'esperienza incredibile, mi emoziono quasi a parlarne, però credimi, è stato fantastico, ho avuto un riscontro pazzesco, mi sono arrivati dei messaggi incredibili di solidarietà per quello che stavamo facendo, per come l'abbiamo proposto, abbiamo fatto un lavoro di comunicazione incredibile. Io ho fatto un corso di web marketing, però ho imparato a fare il grafico, mi sono aperto un canale YouTube, ho fatto delle cose che non sapevo fare, lavorare al computer, fare delle cose molto particolari. Il bisogno acquista l'ingegno, diceva qualcuno. Veramente, in questo di caso necessità virtù. Esatto. Sì. Benissimo, ti ringrazio Luca del tuo intervento, è stato veramente piacevole sentire un senso di positività all'interno di un momento così difficile per tanti settori. Grazie. Assolutamente positività. Grazie Luca, un abbraccio. Grazie a voi. Ciao. Buona giornata, ciao, grazie a tutti. Grande novità! Scarica l'app del gruppo ISA e scopri i volantini di oltre 400 supermercati nonna ISA, Sidis, Di Meglio, Punto D ed Italy. Aiuteremo l'ambiente con meno carta e più alberi. App Gruppo ISA, la convenienza sempre con te.
A GP On Air con noi Alessio Suergiu, che è il responsabile tecnico della piscina Acquasport di Astemini. Abbiamo già parlato delle piscine e purtroppo avevamo già manifestato con il presidente della federazione nuoto quelle che sono le perplessità, oltre che il responsabile aveva fatto notare che era stata creata anche un'associazione per poter occuparsi della manutenzione delle strutture legate proprio a questo genere di attività, e aveva messo già in evidenza i grandi pericoli che si correvano se non si riattivavano immediatamente, considerati anche i grandi costi, oltre che l'impatto chiaramente sociale che le piscine hanno. Ne parliamo quest'oggi con Alessio. Buongiorno Alessio. Buongiorno Vittorio, grazie mille per la possibilità. È un grido d'allarme, cioè malgrado ne abbiamo parlato un paio di settimane fa, ogni giorno che passa la situazione peggiora, perché chiaramente ci sono due tipi di valutazione, una di tipo sociale, perché le piscine sono utili non certo solo per l'attività agonistica, ma soprattutto per il ruolo sociale e ti dirò anche terapeutico che molte volte svolgono, e l'altro perché senza l'attività dentro le piscine gli stessi gestori di piscina vanno in seria difficoltà, perché i costi di manutenzione sono altissimi e solamente un'attività a pieno regime può permettere di sostenere questi costi. È così? Esattamente, infatti proprio per quanto riguarda il discorso sociale volevo introdurti che senza considerare l'agonismo noi abbiamo la possibilità di stare a contatto normalmente, o meglio nel pre-lockdown, diciamo pre-coronavirus, con centinaia di utenti che svolgono le più svariate attività all'interno della piscina, dal fitness al nuoto libero, al nuoto adulti, i bambini della scuola nuoto, senza considerare anche tutte le categorie un pochino più fragili che utilizzano la piscina proprio come lezioni individuali proprio per un discorso di benessere personale sia motorio che psicofisico, ecco. Quindi questo è proprio l'elemento che deve passare in primo piano, assolutamente in primo piano, perché questo è un problema serissimo. Noi tutt'oggi riceviamo decine di telefonate di persone che appunto svolgono sì le attività chiamiamo normali, ma tutte le attività di lezioni individuali, proprio perché queste persone magari diversamente abili, qualcuno che ha avuto qualche incidente, qualche problema di qualsiasi natura, stanno in questo momento avendo dei grossissimi problemi legati alla lontananza dall'attività motoria che facevano in piscina, con cui magari hanno anche risolto grossissime patologie, ecco. Quindi certo, in questo momento è fondamentale proprio una ripartenza per tutti, ma soprattutto per loro. È un po' quel discorso che si è fatto a livello medico quando si diceva che per affrontare il coronavirus molti ospedali avevano interrotto la cura di patologie croniche. Cioè in questo caso possiamo parlare di, tra virgolette, patologie croniche sociali legate soprattutto a persone che hanno bisogno anche dal punto di vista sociale. Noi stiamo assistendo a una fobia particolare legata al ritorno alla vita di tutti i giorni, cioè la società effettivamente è intimorita, è cambiata, ha anche dei problemi a livello di psicologia sociale nel ritornare nella vita di ogni giorno, e ogni giorno che si ritarda si rischia di incrementare, di creare ulteriori danni in tutto questo. Peraltro, torniamo alla piscina, dovevano riaprire. Qual è il problema che non permette che si riprenda anche con i tempi stabiliti? Il problema fondamentale in questo momento è una questione di fondi e di gestionalità. Buzzucca non è arrivato, non ha sparato da quelle parti. Perdona, non ho sentito. Il Buzzucca non ha sparato da quelle parti. No, purtroppo se ha sparato a salve, nel senso che so di tantissimi collaboratori che non hanno ancora ricevuto neanche il primo bonus, insomma, tanto famoso promesso. Per le attività, insomma, sportive sono state fatte anche qui tante promesse, ma in realtà non è arrivato nessun
nessun rinvio grosso sostanziale di canoni magari che ci sono nei confronti delle amministrazioni, se no comunque qualcosa di poco essenziale. In questo momento avremmo certamente bisogno da parte delle amministrazioni, da parte insomma della gestione anche nazionale, direi di un aiuto per far sì che gli impianti possano riaprire e possano riaprire soprattutto a norma per quelle che sono i nuovi parametri che ci stanno chiedendo. Ti faccio un esempio molto semplice, si parla di, oltre naturalmente tutte le misure di distanziamento sociale, insomma, che in un impianto come quello che seguo io da Semini sono totalmente percorribili, però si parla a livello energetico di il sistema di trattamento dell'aria chiamato UTA, molto semplicemente, acceso 24 ore su 24 anche quando la piscina è sostanzialmente chiusa. Quindi puoi capire che naturalmente passare da un impatto energetico di questa macchina, perché poi stiamo parlando naturalmente di macchinari molto grossi e molto importanti a livello di dispendio energetico, da ore lavorate giornaliere mediamente 7-8, passare a 24, stiamo andando praticamente a triplicare i costi senza avere un'idea di chi effettivamente, ricollegandoci al fatto che hai espresso precedentemente tu, della paura sociale in questo momento legata al virus, senza sapere effettivamente quante persone poi entreranno a giugno e luglio in piscina, che sono purtroppo per noi chiaramente conosciuti come i mesi di magra in piscina. Quindi le problematiche sono proprio di questa natura, legate soprattutto ad un problema economico. Senti Alessio, 2 mesi di chiusura, noi sappiamo che le piscine, se tu le trascuri per 2 mesi, poi è difficile inseguire e rimetterle a posto. Abbiamo assistito negli anni, quando le piscine erano poche, a danni proprio di questo tipo, una manutenzione magari ritardata che poi ha portato a dei danni che non erano facilmente affrontabili, soprattutto perché sembra un paradosso, per la piscina devi curare giorno per giorno, altrimenti quando accumuli dei ritardi, questi ritardi sono complicatissimi sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista gestionale, riuscire a pareggiarli. E in questi 2 mesi qualcuno vi ha sostituito o comunque è stato considerato questo blocco di 2 mesi per darvi una spinta per recuperare questi 2 mesi di mancata manutenzione obbligata, perché non potevate certo farlo e non avevate neanche le risorse per farlo? No, purtroppo la realtà dei fatti è che nessuno si è sostituito, e anzi hai giustamente notato tu che con l'impianto chiuso in realtà le manutenzioni da fare sono maggiori rispetto all'ordinario, quindi noi in previsione della riapertura, della famosa riapertura del 25, ti devo dire la verità, abbiamo affrontato anche dei costi che normalmente non avremmo affrontato proprio durante, conseguenti alla chiusura, sì, insomma, Esatto, proprio dei costi conseguenti all'inattività ormai quasi di 3 mesi. Alessio, che tipo di proposta, di lancio, di mano vuoi tendere per riuscire a risolvere questo problema? Chi deve tendere la mano e come può farlo? Allora, personalmente io credo che in questo momento, ricollegandoci al discorso sociale con cui abbiamo esordito, è fondamentale veramente ripartire, se non da oggi, già da domani, nel senso che le piscine tutte, ma ti direi tutto lo sport, per il valore sociale che ha all'interno proprio delle cittadine, per l'affetto che le persone che per la vita sociale che si frequenta, perché poi io da insegnante sto anche i danni che si stanno creando a livello di utenza scolastica, perché esattamente, non hanno rapporti sociali, insomma.
No, purtroppo ti faccio l'esempio di alcuni ragazzi nostri, in questo caso, che seguo direttamente, hanno riscontrato veramente grossissimi problemi, perché sono andati in difficoltà, sono passati da una socialità, da degli impegni intensissimi, allo stare chiusi per tutto questo tempo, senza avere considerazione in questo caso da parte di nessuno, tant'è che io personalmente mi sono organizzato con il gruppo dei miei più grandetti e ho deciso di portare avanti con loro comunque 4 volte alla settimana delle video lezioni a secco, naturalmente sulle piattaforme social, in modo da poter restituire loro un pochino del benessere che traevano già precedentemente frequentando l'attività. Ove è naturale che una mano d'aiuto, scusami Vittorio, sì, ci serve da parte delle istituzioni, proprio per avere la possibilità di ripartire. Certo. Grazie Alessio Suergiu, e in bocca al lupo. Seguiremo da vicino gli sviluppi di questo argomento, perché poi le piscine sono un patrimonio in Sardegna a lungo inseguito, che finalmente hanno una certa densità nel territorio, utilizzate tutte in grande modo, con beneficio per l'utenza. Sarebbe veramente un grave danno sperperare queste strutture che poi magari non si riesce più a gestire, saranno costrette e magari vedere che si è costretti addirittura a vederle decadenti. Speriamo che non accada questo. Grazie Alessio. Grazie mille Vittorio, speriamo di vederci presto in vasca, ecco. Vediamo. Un abbraccio. Grazie. Scarica l'app del gruppo ISA e scopri i volantini di oltre 400 supermercati Nonna Isa, Sidis, Di Meglio.d ed Italy. Aiuteremo l'ambiente con meno carte e più alberi. App Gruppo ISA, la convenienza sempre con te. GP On Air parliamo di siamo stati chiusi in casa per tantissimo tempo e parliamo di una materia che ci permette di capire come stare meglio a casa, perché mai come in questo periodo ci siamo resi conto, abbiamo verificato se la nostra casa era comoda o meno, perché a starci per tante ore, per tanti giorni, addirittura per 2 mesi, ci ha portato a capire quanto sarebbe bello avere tutto nel migliore dei modi organizzato. E per parlare di questo parliamo con Ugo Cuncu, che ci parla di domotica, una materia particolare, e vorrei che fosse lui. Intanto buonasera Ugo, fosse lui a parlare. Buonasera a tutti. Ciao, buonasera a tutti. Domotica è una parola particolare perché nell'arco degli ultimi anni è stata più volte fraintesa, no? Si pensava che un impianto elettrico domotico, che di fatto non è altro che l'unione di informatica e l'impiantistica classica, non fosse altro che un impianto più caro e con tanti gadget, e finisce lì. L'equivalenza era questa. No, sì, siamo cresciuti. No, non tengo su di nai, come ti fa? Esatto, è sempre stato così. Un po' perché, come in tutte le cose, ci sono i furbetti della situazione che ti fanno lo stesso impianto con o senza domotica e te lo fanno pagare il doppio, un po' perché già la parola domotica è stata difficile da interpretare nell'arco degli anni. Alexa, facciamo subito un nome, ci ha insegnato che cos'è in realtà la domotica, che non è altro che cambiare interfaccia verso i comandi di una casa. Ok, cambio modo. Esatto. Come Apple ha insegnato nell'arco degli anni, la semplicità è quella che paga, che insegna alle persone come usare nuovi strumenti. La domotica fa questo. E l'automatico al posto del dito, insomma. Esattamente. L'automatico al posto del dito che
che molto spesso però ti fa pensare, ma il coming di Vatsu, detto in inglese, no? Perché molto spesso non ha senso, o pensiamo non abbia senso poter accendere o spegnere una luce o mandare un'automazione. Esatto. Certo. Allora, tralasciando tutte quelle condizioni nelle quali la domotica è veramente la manna dal cielo, pensiamo soltanto a situazioni di disabilità, per cui tralasciando questi ambiti in cui non c'è alternativa alla domotica, un nostro carissimo cliente ci disse: ricordatevi che che molti nascono disabili, altrettanti nascono abili, ma tutti moriamo disabili. Nel senso che l'arco della nostra vita comunque ci sta portando ad aver bisogno di molto spesso di avere automazioni in casa, ed è questo il motivo per cui oggetti come Alexa poi hanno avuto il sopravvento, non soltanto perché la mattina mi leggono le previsioni del tempo, ok? Certo. L'interfaccia vocale verso la nostra abitazione, cosa che ad esempio con i nostri impianti EasyDom era esistente ben prima di Alexa e che abbiamo integrato tra i primi in Italia all'interno dell'impianto, è lo scopo della domotica, cioè rendermi facile il comando di casa mia. Ti faccio un esempio. Quando io ho adottato il mio cagnetto tanti anni fa, mi dissero che in Sardegna quel tipo di cane, quella razza di cane, avrebbe potuto soffrire il caldo. E io, che non avevo mai avuto un cane, chiesi: ma cosa devo fare? Ma l'importante è che lei faccia trovare al suo cane sempre presente un po' di acqua fresca. Il mio incubo era, a questo punto non sapevo quanto bevesse un cane, se più o meno di un cammello, per cui avevo trasformato banalmente l'irrigazione del mio giardino in un sistema che dava automaticamente ogni 2 ore l'acqua al cane. Ora, a distanza di 12 anni, il mio cane, sicuramente il cane più idratato di tutta la Sardegna, questo è poco ma sicuro. Però esatto, ancora un po' irrigato anche lui. Esatto. Però, a prescindere chiaramente dalla cosa simpatica, non ho mai dovuto preoccuparmi che il mio cane avesse o meno l'acqua, perché ci ha sempre pensato la casa. Certo. Senti, in tempi di coronavirus, con il lockdown che c'è stato, anche prospettando delle evoluzioni, oltre a delle idee, a quelle idee che già in parte conosciamo, cioè gli interruttori con l'illuminazione che chiaramente si spegne e si accende a seconda di come, o viene programmato addirittura sulla base di fotocellule che vanno a scandire quella che è l'illuminazione, i rubinetti che si possono chiudere automaticamente, non permettono di trovarti la casa allagata se per caso sei uscito in fretta e ti sei dimenticato. Insomma, tutta una serie di cose di questo tipo. C'è qualcosa che può rendere ancora di più agevole e funzionale, insomma, la propria casa? C'è qualcosa che sta aspettando anche in questi tempi nuovi? Certo, guarda, il vantaggio principale della domotica è che tu puoi cambiare idea 1000 volte sull'utilizzo di casa tua durante il tempo, senza dover pensare di, tra virgolette, aprire i muri, passare i fili e fare chissà che modifica. Questo in questo periodo ha insegnato a tantissimi utenti che in realtà quello che avevano pensato di casa loro magari non era stato pensato bene o aveva subito delle modifiche nel tempo. Io ho fatto l'esempio dell'irrigazione del cane, ma potrei dirti che in questo periodo in cui ho vissuto molto di più anch'io a casa mia, essendo un fanatico del green e della gestione dell'autoconsumo, ho imparato che il mio impianto fotovoltaico è stato sfruttato, o sarebbe stato possibile sfruttarlo al meglio, e ho insegnato a casa mia come seguirmi nelle mie modificate abitudini, per cui poter comandare, tra virgolette, la climatizzazione, ma ancora meglio se io posso dire alla casa: guarda, non rimango lì a dirti accenditi a tale ora, spegniti a tale ora, facciamo un accordo io e te, caro condizionatore, quando c'è il sole, sta producendo e io non sto usando quella corrente, trasformamela in temperatura di casa mia, che per me è una liberazione. Non devo rimanere lì a fare delle operazioni, a dire alla casa cosa deve fare, si accordano tra di loro, ecco, diciamo così. Sì, si fa anche vita sociale, insomma, a sentire. Esatto. È un po' quel che facevo io quando passava l'auto del sindaco, che mi ricordava dopo 40 giorni che l'ho già chiuso in casa, che dovevo restare a casa. Se fosse stato domotico, probabilmente quell'auto sarebbe esplosa per quello che gridavo dietro.
erano 45 giorni che soffrivo e lui passava sistematicamente. Peraltro il pomeriggio, quando mi appisolavo, bisogna restare a casa, vabbè. Esatto. È un po', meno male che non c'era la domotica in quel caso. No, le case molto spesso imparano in modo molto più semplice. Senti, hai avuto maggiori richieste in questo periodo con la tua azienda? Cioè, c'è chi si è reso conto di questa comodità, del fatto che Sì. stare a casa vuol dire anche effettivamente avere tutto sotto controllo e poter farlo nel migliore dei modi? Sì, la richiesta, grazie a Dio, per noi è continua e costante, ne siamo ben felici. Posso dirti che oltre all'aumento di richiesta non abbiamo avuto, tra virgolette, un calo della domanda, che è anche quella una cosa di questi tempi molto molto importante, perché quando i tuoi impianti ti seguono, a quel punto non hai grandi differenze tra l'essere presente e non essere presente. Io da qui adesso sono in ufficio, potrei serenamente dire a casa mia vocalmente o addirittura scrivere un SMS chiedendogli di fare delle operazioni o rispondendomi direttamente per sapere lo stato di attuazioni, non attuazioni, irrigazione, allarme e quant'altro. Questo è molto importante quando magari non puoi raggiungere, non puoi spostarti da una casa all'altra, tanto che l'incremento, per rispondere alla tua domanda, delle richieste è stato molto legato alle seconde case, cioè case che non ho magari sotto controllo e che mi piacerebbe, tra virgolette, poter comandare o gestire o controllare a distanza. Bene Ugo, nel momento in cui ci sarà il sistema che permette di chiamare a casa e di farti trovare pulita, chiamami, che anche io mi attesterò per questo. Ci preoccuperemo di attivare il Roomba da remoto. Ecco. Grazie Ugo. Grazie a voi. Buona giornata. Ciao. È tutto anche per oggi. Con GP On Air ripartiamo insieme. Buona giornata a tutti da Vittorio Sanna. Grande novità! Scarica l'app del gruppo ISA e scopri i volantini di oltre 400 supermercati nonna ISA, Sidis, Di Meglio.d ed Italy. Aiuteremo l'ambiente con meno carte e più alberi. App Gruppo ISA, la convenienza sempre con te.